Eder, Mech, Pallister. Non possiamo rivelare tutti i nostri assi, diciamo che c'è un dato in più che potrebbe essere ulteriormente sconvolgente. Noi personalmente siamo certi che non sia il signor Da Silva, quello sotto la Cam 3, ma il signor Neri. Ma comunque vedremo. Certamente la Cam 3 è un elemento che dovrà essere in qualche modo ricollocato, ok? Cioè nel momento in cui dovesse emergere, come ripeto, noi abbiamo ottimi motivi per ritenere che quella persona che state vedendo passare è il signor Neri, a quel punto è chiaro che la procura quantomeno deve reimpostare tutta l'accusa e tutta la tempistica dell'accusa e deve in qualche modo andare a elaborare uno esatto, deve fare comunque un piano alternativo. Noi stiamo aspettando che il dottor Paci cristallizzi il capo di imputazione finale, dopodiché faremo le nostre osservazioni. Con la massima serenità, ormai ne parliamo da mesi, l'elemento cruciale su cui ruota tutta l'ordinanza di misura cautelare è questo, è il presupposto della Cam 3 e in quel momento non ci fosse nessun altro che si muoveva nel perimetro del condominio, salvo il Da Silva. La Bartolucci dove la mettiamo? È movente, ossia l'emersione della relazione con la Bianchi poteva essere l'elemento proprio per evitare che la Bartolucci potesse venirlo a sapere. Lui non agisce per difendere l'amata signora Bianchi dalla minaccia pierina per quanto riguarda il discorso del morale interno, proprio per evitare che la moglie lo venisse a sapere. Scrive a chiare lettere ed è l'ipotesi della vestizione con la tuta, quella che è l'elemento che secondo Paci, secondo il procuratore, farebbe sì che Da Silva non rilasci alcun tipo di traccia sulla scena. Perché non c'è nulla. O non c'è. Ricordiamolo che è la procura che deve dimostrare che il signor Da Silva stava lì, non noi che dobbiamo dimostrare che non c'era, giusto come presupposto. No? Qui di persone che potevano avercela con Pierina Paganelli ce ne sono alcune e non è che siano misteriose. Quindi se lui ha un movente valido, non è l'unico movente, ipoteticamente valido che può essere utilizzato. Io non sto chiaramente accusando nessuno, ma se parliamo di movente e come elemento centrale, allora non c'è solo il Da Silva da prendere in considerazione. La Bartolucci, quando viene sentita nell'immediatezza, quindi subito dopo i fatti, i giorni a seguire, lei non ricorda neppure quel messaggio, quindi è genuina sotto questo profilo. Solo loro, che noi lo leggiamo infatti nell'ordinanza la prima volta, che ovviamente dal tabulato si rendono conto che lei in realtà ha interagito col suo dispositivo fino alle 22:11:58. Lei neanche se lo ricordava, quindi che lei possa aver avuto un ricordo, non preciso, ci sta, perché per lei quella sera era una sera come tantissime altre. Torniamo su un elemento che la gente continua a dimenticare. È vero che Luis spegne il telefono alle 22:07, ma Giorgia e Loris quella sera appoggiano il telefono poco dopo le 9 e non lo riprendono fino quasi le 11. Questo è un comportamento sospetto quanto quello di Luis. 22:07. Domenico Ottomano, 55 anni, originario di Bari.
è accusato di aver accoltellato Roberta Mazzone, moglie del nipote. L'uomo si era trasferito a Sassari alcuni mesi fa, dopo un passato complicato in Puglia, con l'intento di iniziare una nuova vita. Aveva trovato alloggio nella casa del nipote, situata sulla strada vicinale Kabul Spiga, dove occupava una stanza nello stesso appartamento condiviso con il nipote e la moglie Roberta. Secondo quanto ricostruito, il pomeriggio del 21 gennaio, Ottomano avrebbe avuto una lite con la donna per motivi economici legati alle spese domestiche. Assistito dall'avvocata Letizia Forma, l'uomo ha dichiarato che Roberta Mazzone aveva un coltello in mano e che, durante una colluttazione, sarebbe caduta accidentalmente, rimanendo trafitta dalla lama. È stato lui stesso a chiamare il 113 per segnalare l'accaduto. Dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti, Ottomano è stato arrestato e condotto nel carcere di Bancali con l'accusa di tentato omicidio. La donna è stata operata d'urgenza a causa delle gravi ferite riportate, che hanno interessato rene e polmone. Purtroppo, il suo stato di salute si è aggravato. Gentili ascoltatori, buona serata dal Sensi Vialocchi. Pochi minuti fa su Canale 5 appunto è stato dato grande risalto a questi 4 sensitivi che stanno cercando appunto il corpo di Daniela Ruggi e hanno indicato una zona dietro appunto al cimitero dove secondo questi 4 personaggi si trova il corpo di Daniela Ruggi. Per me è l'ennesimo buco nell'acqua di questi 4 personaggi che io non so perché non li conosco, non so neanche se sono veri sensitivi o ciarlatani, però io fino adesso, considerato che sto già 3-4 giorni che appunto stanno parlando di questi sensitivi, io credo che se c'era qualcosa in quella zona appunto indicata da questi 4 personaggi, io penso che gli inquirenti già l'avevano ritrovata, perché le unità cinofile appunto vengono impegnate, sarebbero impegnate in questo senso dove appunto indicano questi sensitivi. Considerato che fino ad oggi non è stato trovato nulla, io credo che appunto hanno solo perso tempo, però in questo senso la stampa ha dato tanto risalto a questi 4 personaggi che io non è che sto a parlare male di persone che neanche conosco, però bisogna il risalto, questa pubblicità, che poi loro hanno detto che non hanno bisogno di notorietà, però questa pubblicità va fatta sempre dopo che hanno trovato qualcosa, non prima, perché è come se uno vuole sfruttare l'immagine, la persona di questa povera disgraziata, ecco. E non mi pare una cosa tanto ortodossa, ecco, a me personalmente. Comunque io colgo l'occasione per dire che io conosco un rabdomante, un radiestesista anche famoso, che è Franco Onofri da Grosseto, che potrebbe anche essere utile questo personaggio appunto a cercare il corpo di Daniela Ruggi. Per me Daniela Ruggi purtroppo è morta, è stata assassinata e le indagini devono partire appunto da quando la stessa è uscita dall'ospedale la sera, è sicuramente salita da qualche parte in qualche macchina e che qualcuno le ha fatto del male. Questo è quello che il sensibile occhi ha visto con i suoi strumenti. Ora è inutile che vado a Modena a cercare un corpo, ma io sono umile e dico è inutile che vado a Modena perché intanto non trovo nulla. È successo una volta a Perugia, è successo appunto
mentre ero appunto con Franco Onofri quando siamo andati a Correna Ausonio a cercare zio Peppuccio. Niente signori, io lo dico, non sono all'altezza di trovare un corpo, sono umile in umiltà. Io cerco sempre di capire come stanno le cose, ma purtroppo a cercare un corpo non sono all'altezza, anche perché non è che sono un impresario di pompe funebri. Di conseguenza io faccio il sensitivo e cerco da capire diverse cose, come nella fattispecie ho capito che domani la Cassazione sicuramente confermerà la custodia cautelare in carcere a Luis da Silva, perché io ritengo che sia lui il responsabile diretto della morte di Pierina Paganelli. Niente signori, un buon proseguimento di serata a voi tutti dal Sensitivo all'Occhio di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.